Ciao ciao, come stai te? Come stai? Benvenuta alla nuova programmazione dalle Parai, la programmazione della nuova famiglia piemontesa Adolfo Varale Gamba Lunga Sila Freire. Come ti sta Paolino? Come va? Come sta tutta la nostra cara udienza? Torna un'altra domenica che non sia batte il tacun, Proprio Parai, anche quella programmazione 141 Paolino. Avendo una presa l'auto vanno in presa, Ma dove cavalli che ci fuma per la cua il numero 150. Entrare a festeggiare qualcuno? Ni idea che sei. Sei idea che sei. Non perde la costume. No, niente per festa su campione, In Argentina le proprietà e il travaglio è la salute. Ma i malawi trovi qua, proprio Paolino, le Luma da Numinea, nostro auspiciante, la cooperativa agricola ganadera del consumo Freire limitada, La agroveterinaria de el Vaque, Comune Colonia Anita, el Comune Colonia Iturraste, Luma nel auspiciante Paolino, sono camincas juntos, c'è proprio la librería y juguetería El Seibo, Pablito, la organización 25 de mayo, proprio Paolín, Lumaco, da ringracié Paolín a la FM Impacto 98.7 de la localidad de Porteña, la FM 100 da nostro amico Vito Pérez, che ringraziamo sempre dal cuore perché l'aiutane Piquet. Piquetá. E anche costa come la trasmissione Paolín con la FM 97.9 da Villa Trinidad, Paolín. Para que fuman salir grossa tutta la gente da Villa Trinidad, La prima radio della provincia di Santa Fe. Proprio parai, Paolín, Anche la FM Colonia Marina e il canale cooperativo da Il canale cooperativo da Alicia con i nostri amici lì da una grossa regione che trasmette per la segnale senza. Proprio, che hanno fatto arrivare a tante mire. Cioè, hanno fatto certe bene, no? Pareva di la vita. Non ce la percepica di no? Bien, Paolín. Come dicevo prima, la programación 141 dalle Parai la Fare, la cuestión, como decimos siempre, es encontrar un tema para chacharar un poco en piemontés, esa lengua que nos enseñaron por ahí los abuelos, nuestros padres, por ahí ya mayores, y bueno, y que tan linda es. No es solamente linda para bestemear, como decían una vez, es linda para hablar, es linda para cantar, para tantas cosas. Así que bueno, la cuestión, como decimos siempre, es encontrar un temita para chacharar un poco en piemontés, Paolino. E cosa fa parte della cultura della nostra regione. Sí. Per l'onca le belca ogni pa per. Apporta un po' di malinconia, un po' alla gente, no? E tu insomma parecchio, una cosa che l'ho ascoltata da CIT quando ti torni a ascoltare a parlare che comunichi con la gente là la lingua toinono a fare E dopo uno che è bel Paolino, che sempre tiriamo fuori chi paroline che la gente ascolta, me nonno, me barba diceva quella parola lì. Quanto tempo che l'ascolto Apprendiamo a te. Tante volte tiriamo fuori a noi e tante volte riceviamo risposte della gente che dicono in mia casa dicevo parai e veramente alle sinonimi e agli stessi significati. Minchia tanga bigiarduma un po', Cantava bigiardese, no? Dico parai, Un pochettino cantava bigiardese, no? Sì. Vamos a hablar de un tema bien italiano, no es piemontés, pero bueno, es una gran costumbre italiana que se trasladó a todo el mundo. Vamos a hablar de la tan conocida, que algunos dicen que no es una cena, dice a mí no me tires esa cena porque para mí no es una cena. Vamos a hablar de la pizza, la pizza, como le dicen algunos, la pizza le dicen algunos. E dai figli tanti che in pianto la peeling, la pecuma, diciamo, Sai pa come si dice perché la dubbia seta se come mi ascoltare di piemontese là la pizza, parei, un po' più con la S lunga. Più lunga che lunga. Anche la parei la fare di macciarle a ciacciare un po' da locale la pizza, due originaria, tante cose che sono Paolina, No. Perché qualche Takuma guarda un po' il locale la fare, Takuma fa l'averiguazione di una parare, finché un po' che il back, Roma prende tante cose che sa fare.
Come sempre, tu candé ben andare. Ben andare. Proprio para la storia della Pisa riscattata tanto tempo andare. Quanto la gente, le persone, hanno consumato il pan. El pan. Nell'antica Grecia si consumava un pan per forma come la pizza, un pan piatto, insomma, per pan. Lì fiacca, Fiat. Il fiat sarebbe un'altra cosa. E che lo decoravo con derve, che sarebbe dei gusti, come noi diciamo in Castiglia, los giugi. E piemontesi diciamo i gusti. Allora lì diciamo i gusti. Ed specie dai et siure. Para che hai invitato già una bella messa? Una bella messa. Toda darba para que son lo que acá normalmente nos decimos las hierbas aromáticas por ahí, ¿eh? Proprio, il gusto. La data attira più o meno, scuta bien Paulín, per tutta l'audienza, 500 años prima de Jesucristo, 500 años antes de Cristo, los soldados persas, faziam come se fece più o meno lo che è la pizza dal diranché, a mangiavo un pan piatto, come la ditti, digamos un pan plano, fino, digamos así, con formato fondue. E evitavo qualcosa insieme, chi data per lì dicevo che evitavo dattiles, sarebbe il frutto dalla palma, della palmera, la palma. Tante d'altri ha detto che la pizza è come si mangia al dì d'anche, diciamo parlare nell'attualità, alla sortita proprio dal Napoli. Lo che era allora 500 anni prima di Gesù Cristo era una cosa che si sognava più o meno. Più o meno se si conosceva già, ma proprio la pizza come si mangia al dì d'anche, alla Napoli, come diciamo parlare un alimento basico da tutta la gente che è povera, ma che la vive tanti soldi, belle lì, che la gente lì a mangiava. Sarebbe una roba che la mangiava, come dice nostro amico Mario, che non approfittò ma feia in salute, a buon pat. Mangiare a buon pat. Para, digamos así que era un alimento, en Nápoles nació la pizza como se consume hoy en día, como un alimento, digamos, básico, como un alimento para la gente más humilde, más de clase baja. Para esa gente, ahí nació la pizza como se conoce el día de hoy, Pablito. Una roba che la mangiava la gente che l'aveva tutta al sorso dentro la scotch. No. No. Ma che plugia. Dice che la pizza è una delle robe da mangiare più leste in tutto il mondo. Allora, mica dico che l'hamburguesa era la pilesta. Avevano lì, testa a testa, entre la gara, entre la corsa, la competenza. La hamburguesa, come la diciamo noi, la burger, come la diciamo i piemontesi, avevano lì, testa a testa. La pizza, come dici te, da Italia e alla spararsi per tutto il mondo per gli immigranti. Por la inmigración, claro, la inmigración repartió, digamos así, distribuyó la costumbre de comer y de hacer la pizza por todo el mundo. Recordemos que la primera inmigración fue en Estados Unidos, hasta que Estados Unidos cerró la parte de la inmigración italiana y se vinieron para Sudamérica. Pero la primera inmigración grande de Italia para América fue a Estados Unidos. Así que Estados Unidos fue el primero que adoptò la pizza. Ma hoy en día les patarà per tutto il mondo. Sauma che il pan e il formaggio sono di alimenti più antichi nella storia dell'alimentazione. Più antichi. Guarda che il pan ha data da 1000 anni prima di Gesù Cristo. El pan data de 8000 años antes de Cristo. Sí, el formaggio ancora è prima. Más viejo todavía. Prima era già il formaggio. Da ti. Lo sabía. Invece la tomatica
la tomatica. Se salivina All'Appia per la parte dai tomatiche, ecco, di una volta. tomatica o pumatica. O pomatiche. Le pomatiche e alla stessa idea hanno arrivato all'Europa nel secolo XX. Ah, bien. ¿L'era paz l'Italia? ¿L'era paz l'Europa? ¿La tomatica? No, la tomatica viene así dall'America. Es originaria de América, el tomate. È originaria dell'America. Durante il secolo XVI ampliata come alimento entro il secolo XVII. Facía un po' vacante per lo che es che l'origen di pizza che mangiamo anche è più o meno tocca arrivare alla tomatica. Ah. Cuando la tomatica calanta café, la salsa. La salsa con la tomatica lì alla propria fase più o meno la pizza come scugnisa il di anche bisogna parare. Se ben mi penso che in una varietà pizza senza salsa tomatica. Sì, proprio parare. E dentro di tutto lo che è la varietà pizza che Roma è d'ogni sorta, per tante teste, tante idee, parai, come diciamo sempre, tante gusti per tutta la gente, diciamo parai. Una della variante dalla pizza è la conosciuta, tan conosciuta focaccia, la focaccia, come le dicono algunos, che aveva la dicono, là mangiamo una focaccia, perché là andate a Buenos Aires la mangiano una focaccia. E la focaccia è, diciamo parai, la medesima pizza, ma la salsa, la tomatica, alla butto pa quando la fanchese. A me con salsa tomatica? Ma dopo, ma cheita prima con diciamo parai, quando ti la buttes al forno, no lleva salsa de tomate. Se la puedes agregar después. Le podés agregar después, pero no está cocida. Las tuviste que ti las el panino e dopo i buttes la salsa tomatica, la focaccia apporta palo lì. Allora, con tomatiche o senza tomatiche? A gusto. A me la mangiario con tomatiche. Ma senza tomatica è un pancetto. Insomma, che stiamo a mangiare la parei. Parlando un po' delle tomatiche, è una frutta, perché è una frutta, è pas una verdura, entra nella categoria delle frutte. Bueno, dice que lo sabía. No, lei le frutta parei, Así que el tomate es una fruta. Dai più popolari al mondo. Su origen, come l'hai detto, all'entro la regione dello Andes, in America. In America del Sud. Proprio. Donde pensa che la domesticasse la pianta che attacca coltivesse a fa 2000 anni. I primi piante che l'hanno domesticasse erano il Perù, il Cile e anche l'Ecuador. Guardati. E chi mira lì che fa tanta crei, insomma, per Paolino, no? Proprio è una pianta. Un clima templato, diciamo così, E pa che la coltivavo per alimenti, per mangiarla. Era con medicinale. Il popolo originario era una roba medicinale. Guardati. E non la salute Paolina, a nostra amica, Carlito Margaria, che è proprio che pianta tomatica, che lì proprio ben piantata con la tomatica. Carlito Margaria, tutta la combricola del Piemonte, perché veramente è una grossa quantità. Come fai il nome per la sua ma belle sì, da nostra regione, Paolino, ma Fabián Filippa, Héctor Raviolo, Graciela Rochetta, hay mucha gente que nos está saludando. Silvia Macera. Oscar Bonelli, el doctor Oski de Perecita Ramón, che tanta gente la seguita co, che faccio i videito con il TikTok, Sì, Beica sono. Ma una persona che fa lo so per il Piemonte. Per il Piemonte, proprio per Paoli. E pare che qualche allargò più o meno, diciamo, parai le tomatiche all'Europa nel secolo VII, come lo detto prima, e nel 17 all'attaccarsi a mangiare. Chi che l'hanno portato le tomatiche sono gli spagnoli. Ben. E non dite una cosa,
in principio ha pensato che era una roba velenosa. En veleno. Sì, è un veleno. Mangia pacla automatica lì che è in veleno. Per cosa? Dimmi un po'. Perché pertenece alla famiglia della Solanaceae. Ah, E ahí en la cosa sarebbero lì? has visto che tutte le piante sono famiglia, sono una famiglia, sono nomi Así que Solanaceae. Solanaceae. Solanaceae del purón, la tomatica, la marzana, la berenjena, sono Solanaceae. Ma come la famiglia lì è una pianta che si chiama la belladonna, che viene in America y más que en Estados Unidos, en Asia e in Europa e la pianta lì era velenosa, lì era più o meno a... No, mi vis la foto no, però pertenece alla medesima famiglia, pensavo che era velenosa, per l'on che mangiavo qua il tomate. Una bella donna. La bella donna. La bella donna si chiama la pianta. Sì. Guardati, mai ascoltata a nomine para él. No, però gli è pavele, sì. Gli è pavele, sì. In America le macchine del nord. Sarà una pianta salvaje o...? Mi penso che sì. È capace. Mi penso che vista bene foto alla più bianca. Sarà più o meno come lo che ve le si chiama il duraznillo e tutte le clerove lì che fanno le becce. Una roba parecchia perché la gente la via pur. La via parecchia la entrante il segul suddes, ante il 17 all'antacama in gelo, ma ante il 18 alla convertirsi in ingrediente proprio che lo durava tanto. Bene. E con l'apporto insomma para la tomatica alla fatta il boom. Il boom. Il posto che pialo alla tomatica, alle tomatiche per dovrelo per fare salsa al Napoli. Al Napoli. Nel 1989, nel 1889, Paulín, el pizzaiolo, el pizzero, digamos así, el pizzaiolo. Una parola che la sapevo qua. El pizzaiolo l'avevo ascoltato, però è una parola italiana. Ma in piemontese è il pizzaiolo. Il pizzaiolo. Il pizzaiolo lì. Sarebbe pizzero, come diciamo dal no. Il pizzaiolo. Il pizzaiolo. Quando sono venuto il nonno nel 1990, belle sin l'Argentina, e era qua il pizzaiolo. No, mangiavo poco e niente di E ben duro che lo mangiavo perché era per un'altra cosa. Era market crucium. Sì. Pare che il pizzaiolo Raffaele Esposito alla pagina pizza tomatica, formaggio mozzarella e lo che ve si chiama l'albahaca, Paulín, che as dis il basilico. Il basilico o anche basalico. Basalico. E allora contame una storia del percorso, si chiama basalico. Perché dice che è una piantina tan bassa e dice che il nome viene basalì, con per di più la basalico. Guarda, dice che viene da lì, ma contame il piemontese là. Madonna. Dopo qualche mi dice che mi incattan Bigiardù, ma che dice che no. A venda lì. Che basalico, no, basalico ven dall'albahaca. All'albahaca sì che si chiama così. E alla falla che il pizzaiolo sì, Esposito, alla fa una pizza per la regina Margherita Savoia. E se ti guardi un po' i colori da tutti gli ingredienti, insomma, parai che porta insieme alla pizza sì, al colore da tutto che è la bandiera d'Italia. Sì, il bianco, la mozzarella, il verde, il basalico, il rosso, la tomatica. Parai che alla tacca si annomina a la pizza lì come la pizza margarita. Pare che lo che il dito al fine, il dito anche io scugnese, la pizza margherita. Asisten cura. Es la tradicional pizza de mozzarella, queso y albahaca, que representan los colores de la bandera de Italia. Estamos hablando del año 1889, prima del Neuchâtel, Paulín. Sì, però guardalo qui. A perese de tutte le variazioni che la passa la pizza, tutte le modificazioni che la fanno, la pizza la stai riconosciuta per la UNESCO come patrimonio culturale e materiale dell'umanità.
Así que la UNESCO la reconoció como patrimonio cultural de la humanità. Proprio per Lo lì fa tanto tempo, Paulinho, ma dal 1900 passa. Sì, storia também. Pizza la napolitana, la vera pizza napolitana. La pizza napolitana. Tu caffè la con farina 2-0 e a conten che la farina lì è la farina che contiene una grossa quantità di gluten, il gluten come diciamo noi, e più o meno per fare una massa prega ora un litro d'eva, un chilo e 700 di farina e si lascia fermentare. Cioè? Perché la parola leudare si fa in piemontese. Non esiste leudare. No, perché insegnati di giù ma leudare, ma fa la niente. Se si lascia fermentare e dugli sia P che la digerisce leggera. Sì, per più la digerire, per fermenta dentro le stomaco. Dati. Se no se la lascia fermentare sotto, tira dopo una volta che Así que se usa 1 litro de agua, 1 kilo 700 de harina, Pablito, y se deja leudar 2 días. 2 días. Con harina 00, con farina 2-0. Sì. Perché se ti lasci fa fermentare parecchi, la dopo fermenta ancora un po' dentro le stomaco. Fa ridere. Fa bien la stimia. La stimia. Pablito. Come mi sento ma ascoltare un po' di musica, Dai. Per tagliare un po' mentre che aspettiamo come si dice fermentare? Che fermenta un po' la pizza, andiamo a ascoltare un po' di musica nella nostra programmazione delle Parai da fare. Dai. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, bada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio dare al mio moretto questa sera quando vien, lo voglio dare al mio moretto questa sera quando vien, stasera quando vien, che fa una brutta cera, stasera quando viene, che fa una brutta cera, e perché sabato di sera lui non è venuto a me, perché sabato di sera lui non è venuto a me. Sabato di sera lui non è venuto a me, non è venuto a me, le è andata alla Rosina, non è venuto a me, le è andata alla Rosina, e perché mi son poverina mi fa pianger sospirare, perché mi son poverina mi fa pianger sospirare.
fa pianger sospirare sul letto dei lamenti, fa pianger sospirare sul letto dei lamenti. E cosa mai diranno le genti, cosa mai diranno di me, cosa mai diranno le genti, cosa mai diranno di me. Diranno che son tradita, tradita nell'amore, diranno che son tradita, tradita nell'amore. Ecco perché mi piange il cuore che non ha pietà di me, ecco perché mi piange il cuore che non ha pietà di me. Ben, ben, Paolin, una bella canzone, quel massolin di fiori che vende dalla montagna, ma guarda ben che non si bagna. Ecco, veramente come dizia Messica sempre a rilasso. Aven sempre a te. Sempre a te. Aven sempre a te, Paolin. E tu un momentino lì non hai ciacciare e la gente ascolta in Messica a piace. Ahí piace. Siempre para nuestro amigo ahí, René Rinaldi, Silvia Macera, toda la gente que siempre nos pide un poquito de música. Bueno, hay un poquito de música para relajarnos un poquito, que siempre viene bien un poquito. E anche con saluto a tutta la gente di Varilla, Alicia, che hanno seguito per il canale cooperativo di Alicia. Sí, nuestra amiga allí, Villa San Esteban, Paulín, que ascolta sempre, sì. Cada mes mal la gamba, mal il ginù, mal il ginù. Sai fa, però via, Maria. Tocca ma por te pazienza. Claro, lì aveva fatto del facile. Tan fácil, decía una volta, Quanta chapa la randa va a recibir. No. Para que fuimos a Salud Gross. Hacemos un saludo grande para toda la gente de Villa San Esteban, de Matorrales, de allá nuestro amigo Bosa también, La gente de Rosario. La gente de Rosario también. Elmo, Toda la gente de Rosario también le hacemos un saludo grande. Para la gente también de Villa Trinidad que está sintonizando también nuestra radio, para la familia Godino, Dagati, le hacemos un saludo grande para todos ellos. Paulín, si tu machacharé puedo calera la pizza, la pizza, come la nada, insomma, para cómo nació, come la stai tan che primi tem, e ora tu machacharé un po' da Lucalé. Come le la fare dalla massa della pizza? Sale la medesima della massa del pan o alla che differenza? Insomma, pare che la massa della pizza e quella del pan alle insomma, pare los ingredienti lo che portano dentro alle la medesima roba. Ma con differente quantità. Cambia la quantità. Quantità di una cosa e l'altra. Direi che la massa del insomma, alla P farina ed eva e poca quantità di sal, Paolino. Almeno sarà il pan. Almeno sarà il pan. Mentre che la pizza è la proporzione che ha la P quantità di sal e lo che diciamo la levadura, il fermento. Il fermento, il levit. È il fermento, Paolino. E un'altra differenza un po', Paolino, che diciamo però che la massa del pan travaglia più umida e con più temperatura. Ah, guarda Max. Sai che per te la pizza viene travagliare una massa un po' più fredda. Un po' più fredda, Paolino. Ada una cosa che tu che lavori un po' più fredda, però guarda lo che un contete. Lo che dice la Associazione Verace Pizza Napolitana. Porca miseria, la parola sia le cosa che non dice un mito. No, guarda l'etichetta del dottore. Sì, guarda chi che dice. La temperatura dal forno è tanto importante per fare la chiesa. La temperatura, sì che l'associazione
de la vera pizza napolitana dice que la temperatura del horno es crucial para la fabricación de la pizza. E guarda per tutte le formule che sono cucinere, la temperatura che dice 420 gradi. 420 grados es el punto óptimo para hacer. Il dubbio è giusto lo che la fuma cosa noi Ya que sé. 420 gradi. Per cosa? Perché pare in 2 minuti es fa cosa. Een stuk. Een stuk. Het laat banuel maar. Je kunt dus aan de voorland dat dat not bango. Ora. E non la calore. E lei già caita? Sì, e dice che questa è una forma homogénea. Así que con el horno, según lo que dice la Asociación de la Vera Pizza Napolitana, el horno tiene que estar a 420 grados centígrados y pones la pizza y en 2 minutos la sacás para que sea una cocción homogénea. Proprio. E la massa paradisca mantiene sua textura e gli ingredienti a sbrusso pa. Guardati. Tan alta la temperatura, ma poco tempo a sbrussa gli ingredienti. Tutti a conservo sobis. Guardati. Una variazione, Paulín, Duma contei un po' alla gente perché c'è tante variazioni come l'uma detto prima la focaccia, che è una variazione della pizza. L'uma la pizza piemontese perché niente, l'uma piemontese, attacca l'uma un po' la pizza piemontese, come se non fosse senza la pizza, no? Insomma, prima l'uma un po' la pizza piemontese, Paolino. La pizza piemontese, insomma, parei, la differenza che la massa è un po' più spessa e a lo che accade siamo crujiente, un po' più croccante, un po' più dura, insomma, parai, Scruglia su i denti. Sì. L'amore si fa crescere. Proprio le cosa amore, insomma, parai. Che ti la usi sulla mano e chi la va in terra, no, chi la vista dritta. Venta piantare un mordono. Cioè, ben mordono. Encima pelle butteie et sautisse et bulet o fungi come ve le si insomma lo champignone Paolino sì. che tan buon che sono et sciule et formaggio una pizza bin completa perché lei sautisse come dicono le masna come dicono los chicos del día de hoy bien power sì. Bien power un tempo andare quando noi ero più giovinotti si pulenta c'è da ora filo lì ma due parole parole la sautissa deve essere proprio una bontà due varietà e pizza piemontese che io in quel nome magari in IFP la pizza la torinesa che ha la massa un po' più sottile un po' più fina e che è anche con champignon e sautissa e dico la pizza alessandrina che viene dalla provincia di Alessandria Capisce lì la massa un po' più spessa, alla 4 con azione e formaggio. Non mi più la salsa tomatica, ve le si. No, ma sicuramente che hai l'abito con che fare. E anche nella provincia d'Alessandria a dovratare la pizza, mangiare la pizza. Perché hai una varietà che non sono. Ve le si l'Argentina, come l'ho detto prima, Paolín, e a consuma, a mangia una bella quantità di pizza in tutto il paese per lo che è stata tutta l'immigrazione italiana, insomma, parai, e l'immigrazione italiana ya sabemos que en Argentina se desparramó por todo el país, de norte a sur, así que se conoce la pizza y se consume en todo el país. En una data que mi casta sé que la sabía pa, suma y campeón del mundo esta volta. Ah, sì? Esta volta suma il numero 1. In cosa? Suma il primo paese suma al primo posto e la quantità di pizzerie che fanno la pizza per abitante nel mondo.
Así que somos los que tienen más cantidad de pizzerías por habitante en el mundo, Paulito. Pizzeria per capita. Per capita. Es vrai que ahir consum perquè des no inasaria pa. Andaría totalmente. Totalmente. Sempre siamo campioni in qualcosa. Ma è una roba da fare. Ma la pizza velesi, diciamo, per Argentina, Lucas mangia velesi al dire anche, la massa es dovrà pa la lì che è sottile, ben fina, neanche l'altra che è spessa. Mesa massa, media massa. No, entramés. Entramés, parai, proprio parai. E il formaggio, Paulin, è una roba che velesi la costuma, velesi l'Argentina, le che si spattara ben d'intorno. Le fa una cosa che ha visto tutto il mese. Carrillo. A quattro tutto che è la massa, Paulin. E dopo con la temperatura lascia un po' dure, si deja dorar un poco e lo che velesini hai di una gratinè che dà un gusto speciale al formaggio. Sì. È una roba che alle casse quasi diciamo pare come bruciare il queso, che dà un altro gusto. Un pochettino appena frisina che dura. Sì. Velesina hai tante varietà. Fino che dico che in abito ciculata. La ciculata l'avrei ciculata, un po' tutto. Sì, però con d'anciù, con il furum, ancima, un po' che tutto. Proprio pare. Ora che una forma che Pedro dica è curiosa, mangiare la pizza, la forma tagliere. La forma tagliere pizza. E ve le sei, Paolino, aspetta, taglio velesì, no? La pizza es fa rotonda. Sì. Andò si dritta. Andrinta una scatola quadra. E come taglia? Per triangolo. A c'entra niente. No, tutta l'inversa. Ma potrebbe essere forme geometriche diverse. Así que tres formas geométricas distintas para el consumo de un producto. La pizza normalmente redonda, en círculo, en circunferencia, en una caja cuadrada y se corta en triángulo. Una roba proprio strana. Strana proprio. Sì, E ora quanto diso la forma mangiata? Per tagliela, diciamo, per Sì. Tagliela con una rua, parai. La rua lì mulata dove? Sì. La tagliola lì. Sì, no. Per cosa? Perché la fiacca. La fiacca è l'ingrediente. Parai che tutto mal lì. Sì, no. Parai una spada cordi. No. Come il cutello neanche. Per cosa? Perché rompe la massa. Con il cuchillo tampoco perché se rompe. Ma con cosa te mangiela? Tu che tagliela con il tisoire. Ma pianta lì, mangia la pizza con la tisoire, Paolino. E lì sai una persona che fuma corri salvezza, misa Evi, lei del Piemonte, lei del Piemonte, lì la mangia con la tisoire. Con la tisoire. E me, che dico che no, è la cosa, roba da matto, come dice, che chat lì si dice, roba da madre, ma la vera pizza sta con la tisoire. Pare che se è strano la forma da Ardrisella diventa una scatola quadra e tagliela triangolo, ancora tocca aggiungere che diventa tagliela con la tisoira. Oh, ma ti sai il pacciò che fa con la tisoira che si sta tutto lì attaccato? E tu dici che se la tisoira taglia proprio ben, che le ben mulà, no, fa un taglio perfetto. Bueno, así que le estamos tirando una data para la gente que liga son proprio fasuletines blaga, come dici una volta, per quando vas a un ristorante pic importante e vuoi mangiare una pizza, andà che chiames un paio di tisoire per mangiarla. Se vuoi stare bene e fai a casa le parai da fare, chiama per una tisoira. E se che tu mi dici qualcosa, che dico che andava l'informazione da sé. Parai da fare. Alla in contando sono, Paolino. Paolino, la fare che mi vedo sempre e mi sai che l'hai provato varie volte perché un pub giardete l'hai provato la passurtume l'è una fare che l'hai mai imprenduto niente lui lì.
a vede chi diavoli che ciapu la massa la pizza la fan vire e la slungu parai e la fan vire entre mesa la gente, sai pa come fa? E dopo l'ultima la campo all'aria. Alla campo all'aria, sai pa, e lui lo fa e mia la passo il tine. Lui di scalana su allenante, lui si chiama il lancio della pizza. Il lancio della pizza. E alla Cona su Napoli. A con Napoli. A Cona su Napoli lui si chiama il lancio della pizza. Tutti. Il pizzaiolo, la fezire la pizza e dopo campela stirela, campela l'aria e dei la forma. Senza che si rompa. Senza che si rompa. Senza che rompa. Mi guardo sempre i video per e l'hai provato, no? Vai le volte, un po' di giardette, l'hai provato e mai surtume, a fare che la tecnica l'hai pas prendere. Seconda disvele sì, il pizzaiolo ha la forma mentre la pizza è all'uovo e con l'andica e dà ti la pia la forma e senza rompise. Senza rompise. Patan facile, No. Sai che patan facile vale con i socchi? No. No. In cambio lui è un spettacolo. Cioè, in ristorante proprio di pizzerie, come diciamo, sì, ben importante che il mestiere lì lo fa, il pizzaiolo lo fa e la gente ha visto proprio con la bocca aperta. Fa a modo di spettacolo. Di spettacolo, proprio per... E la data, Paolin, Belestin d'Argentina mangia 4,2 kg di pizza per persona per anno. Así que 4,2 kilos de pizza por año se consume, por persona. La data más o menos, E suma, vele si suma pai campione, suma bien andare, suma hasta el puesto 23, Paulino. A nivel mundial. A nivel mundial suma bien andare. Ma Lucaretto Latinoamérica, que suma menos países, suma en el post número 2. Ah, insomma lì. E chi campagna? Brasil, che mangia aramba 6 kg per persona, 5,2 per lì, arriva pa 6 kg pizza per anno per persona. E un chilo che costa più che noi. Sì. Patán. Tanto l'anno le patán. No. Pero bueno, estamos segundos en el consumo de pizza en lo que es Latinoamérica, que es bastante importante. Sì. Mentre che in Italia si consuma tante pine, sono lì che sgraffino di 8 kg per persona. Ah, ma dove? As dischi italiani a consumo a mangio 5,5 milioni di pizze al dì. 5,5 milioni di pizza por día. Porca miseria, di una volta. Lo che succede va più o meno aranda a 200 milioni di pizze all'anno. 200 millones de pizza al año se consumen en Italia. Sì. È un bel numero, La vita alla numero 1 in parlante di mangiare pizza e tutta l'Europa. Mi dice una cosa, Paolino, se piantuma lì fe Iasu, belle sit fe la programmazione delle parole a fare, non ma fe pizza la gente l'Italia. I pizzaioli. Ma guarda che dopo tu che campella l'aria. Con qualcosa campuma, con il Milan la ramassa, con qualche cosa la campuma in aria. E se no la tua presente la sietta come diceva nostro nonno alla pizzera. Alla pizzera, proprio per Paolino, vai a custa, diciamo, per una pizza alla gente l'Italia. E non lì è una cosa che le fa in tutti i miei no. Come tutte le cose, ma più o meno va tra 8 e 12 euro fino al massimo 15. Así que entre 8, 12, 15 euros una pizza. Sì, più o meno. Dopo... Se ti la mangi mozzarella, diciamo, parai per spaghetti 20 euro e se butte, se funge, bulate. E se e magari la medesima pizza contro il posto. Ante il posto. Se ti vas nel posto che c'è, ti sai la cadrega, il taulino è una cosa. Se ti vas in un posto che è la tavola, tutti gli strass, tutte le sorte di strass. Va a pagare la piccata. Una cadrega vestita. Vale il fine. E per sì, l'Argentina, Paolino, vai a costare più o meno una pizza normale, diciamo, per Bene, sì. Alle patate del presidente, noi sono un po' speciali.
Pero dice que più o meno va da 6.000 pesos fino a 20.000. Así que de 6 a 20.000 pesos. Según el post, según la qualità, varie cose. Tantas cosas para ver. Tante cose. Farei che Paolin, allora, una cosa che mi sapevo pa l'era alla fare della tomatica che era dall'America, Sì, è una cosa. E uno delle volte pensa che tutte le cose la portare, invece no. Así que el nacimiento, digamos así, de la pizza napolitana surgió, digamos así, fue el boom cuando llegaron los tomates de América Latina, llegaron a Italia. Diciamo che se la vais a pastare per l'hanno descubierto l'America, perché l'hanno portato i tomati, che magari la pizza arrivava a avere l'importanza che l'arrivava a avere. A ver, andate. Alle fare. Alle parai a fare, no? L'altro vez che vira tua è sempre Roma a bel discorso, no? Sì, perché tutte le cose sempre in una roba da prendere. Sempre una roba da prendere. Paolin, Luca Luma da prendere a lei che il tempo andava via e neanche seguito ma ciacciare sempre. Sì, perché il tempo è incredibile. A lei incredibile. Sì. Giulia, come da ringraziare a nostro ufficiale, la Cooperativa Agrícola Ganadera del Consumo Feria Limitada, Agroveterinaria Le Vacche, a la librería y juguetería El Seigo, a la organización 25 de mayo. Tenemos que agradecer a la FM 97 Trinidad que se está colegando con nosotros, así que bueno, un saludo grande para toda la gente de Villa Trinidad, la FM Colonia de Colonia Marina, FM Impacto acá de la localidad de Porteña 98.7, la FM 100 de nuestro amigo Vito Pérez, que le mandamos como siempre un saludo grande para él y para toda su familia, y al canal cooperativo de Alicia, Pablito, que también nos retransmite por la señal Senza para una gran región, Pablito. E anche ringraziare tutta la gente che ascolta per il Facebook e chi condivido lo che in parte anche ai che fanno i commentari, Pablito, no? E ci me scusa chi non fa perché del voto è impossibile illuminare a te. Però da fare sempre a lei, imprende qualcosa e ciacciare un po' in Piemonte, Paolin, che tan bene a fare. Tan bene a fare e tan bene. E mica tanto giarduma, sardineve fama, come tu fai, Andiamo avanti. Bueno, se Dio sarà fino alla domenica che viene quando ritorniamo a Velesì e a fare una nuova programmazione da lei per la fare. Come dici, sarà fino alla domenica che viene quando il nome torna si abbatte il taccuno. Non avere con cosa non serve la settimana che viene. Sì. Insomma lì suspense. Fino alla domenica che viene, se si domani. Te finisco con la domenica e domani una settimana tra. Ciao a tutti. Salame un po' perdute, cule un po' più stagionali.